Con João Pinto al termine della partita col Forte dei Marmi, insomma, risultato inatteso, ti chiedo che cosa è successo in una partita abbastanza pazza. Penso complimenti a Forte, a Cordelli, a tutti, però Ignata, impressionante, complimenti a Ignata, ha parato tutto e noi non siamo riusciti a buttarla dentro. I ragazzi hanno fatto una bella partita, hanno dato tutto, hanno giocato bene. La palla in questo periodo non entra, ma sono tranquillo. Era più preoccupato se avesse in un'altra parte, ma con questa qualità qua so che la pioggia prima o poi basta, finisce. I numeri dicono appunto che insomma tra la Champions e il campionato sono 3 sconfitte in questo 2026, quindi è una cosa strana, insomma, conoscendo i numeri del Trissino. Ti chiedo se questa cosa ti preoccupa un po' o comunque sia come state vivendo questa cosa nello spogliatoio. Guarda, dirti che non preoccupa, ovvio che perdere non è buona, va analizzata, però sono molto onesto, non mi preoccupa a livello di futuro perché so la qualità che abbiamo. Se te mi dici meritavano di perdere oggi? Probabilmente no, però abbiamo perso. A Valdagno, dopo panzata la partita, penso che anche lì non meritavano di perdere. Il pareggio con il Viareggio, meritavano di pareggiare? Probabilmente no. A Bassano, anche no. Quindi se avessi detto andata bene, il pareggio no. Quindi sempre siamo stati lì, anche se il risultato non si è girato, la qualità c'è, il lavoro c'è, io penso che alla lunga il valore vengano fuori, i risultati saranno sempre lo stessi, sono sicuro di quello. Ti chiedo l'ultima cosa, adesso da cosa si riparte? Perché comunque abbiamo 3 partite molto complicate, una dietro l'altra, mercoledì Igualada, Follonica a Follonica e poi Follonica qui al Paladante per la Coppa Italia, insomma 3 partite subito per il riscatto. Sì, è una dopo l'altra. Adesso Igualada è una partita difficile, dopo il Follonica, ma prima pensiamo a Igualada. I ragazzi oggi hanno spinto bene, hanno dato tutto, quindi andiamo un passo alla volta. Adesso Champions, che è un gioco totalmente diverso, perché oggi il gioco è senso unico, giocare quasi solo in attacco, in Igualada bisogna difendere meglio, quindi è un gioco che sarà tutto diverso. Follonica è un altro tipo di gioco, Italia è un campionato molto caratteristico, quindi un passo alla volta. Ringraziamo João Pinto, in bocca al lupo al Trissino.